in onda Che giorno è? Convenevoli formulaici, genetliaci, ricorrenze, commemorazioni, rilevamenti demoscopici e musica per voi. La verità è che sono cattivo, ma questo cambierà. Io cambierò. È l'ultima volta che faccio cose come questa. Metto la testa a posto, vado avanti, rigo dritto, scelgo la vita. Già adesso non vedo l'ora. Diventerò esattamente come voi. Il lavoro, la famiglia, il maxi televisore del cazzo, la lavatrice, la macchina, il CD e l'apriscatole elettrico. Buona salute, colesterolo basso, polizza vita, mutuo, prima casa, moda casual, valigie, salotto di 3 pezzi, fai da te, telequiz, schifezze nella pancia, figli, a spasso del parco, orario d'ufficio, bravo a golf, l'auto lavata, tanti maglioni, Natale in famiglia, pensione privata, esenzione fiscale, tirando avanti, lontano dai guai, in attesa del giorno in cui morirai. Aperti. Allora, Radio Libertà in simultanea con noi quando sono scoccate le 12:38. Noi, ovvero sia Francesco, meravigliosamente sulla tolla di comando in regia tecnica. Il sottoscritto, o meglio il mio alter ego Ciccio Barbù, a tenervi compagnia con una temperatura che, secondo quanto stabilito dalla commissione interna, si attesta a 24,9 gradi centigradi sopra lo zero. Esternamente sono invece 13,3 i gradi, 70% l'umidità e la pressione è pari a 1013,6 millibar. Francesco e il sottoscritto si trovano sospesi a 137,5 metri sopra il livello del mare. Convenevoli formulaici, esauriamoli ed esaudiamoli. Innanzitutto con un abbraccio forte alla signora Carmela, alla signora Clotilde e alla signora Adriana Angela. Loro ci seguono, ma vi garantisco che ci seguiscono pure. Questo è un mantra, il mio mantra, dal canale 252 del digitale televisivo terrestre, perché questa è una radiovisione. Chi sa buona Radio Libertà, campa oltre 100 anni. Meditate, gente, meditate gli altri supporti che vi permettono di seguire questa emittente, la Radio DAB ovviamente, le applicazioni preziosissime per seguirci ovunque voi siate sulla costa terrestre con i vostri cellulari iOS e Android, le applicazioni, naturalmente il sito radiolibertà.net, Twitch, i social di ultima generazione, il profilo Facebook che vi permette di orientarvi attraverso le nostre trasmissioni, dove ogni notte che il cielo manda in terra il sottoscritto pubblica la sinossi delle interviste che poi ascolterete durante oltre la pagina, perché questo è Che giorno è. E poi manca Alexa, accendi Radio Libertà, passaparola, ve ne saremo riconoscenti, YouTube, dove siamo un po' a targhe alterne, e se ho dimenticato qualcosa me lo ricorderò prossimamente. Linee telefoniche come sempre aperte durante il Che giorno è 02 92 94 7222 e poi il servizio WhatsApp che è 340 670 9659. Vi anticipo subito gli argomenti, come stanno andando le cose in Ucraina a 3 anni dall'inizio. C'è chi dice no, è una guerra, insomma, da quando la Russia è entrata, qualcuno dice no, ma c'è anche il Donbass, insomma ci siamo capiti, dal 24 febbraio 2022, quindi sono 3 anni, ne parleremo con Mirko Molteni di Libero, poi storico dell'aeronautica militare, e poi parleremo di Europa, perché ieri il Tempo, congratulazioni se ci seguiscono anche dal Tempo, congratulazioni al titolista, perché Grossen in Ciuccionen è un titolo che Pellegrini, ne conosco pochi, io e pochissimi altri che avrebbero avuto, forse nessun altro avrebbe avuto la fantasia di inventarsi Grossen in Ciuccionen. Devo dire noblesse oblige, faccio un passo indietro, quando trovo uno più bravo faccio un passo indietro. È un titolo fantastico, dietro il titolo niente, cioè dietro il titolo alla fine elezioni in Germania, il record di affluenza, i nazisti brutti, sporchi e cattivi, non dell'Illinois ma della Sassonia e dintorni, sono stati respinti. Avete fatto caso, no? Che se sei nazista
se sei nazista, sei omosessuale e la tua compagna è una immigrata dello Sri Lanka, diventi automaticamente una lesbica. Lesbica è un termine che era stato espunto un po', era scivolato via perché ha un suono un po' offensivo. Quindi abbiamo capito che per certi giornali, quando ci sarà un movimento, per esempio la destra, che lo Fratelli d'Italia, Pordenone candida un omosessuale, probabilmente sui giornali, diciamo, di sinistra verrà appellato. Io mi aspetto che gli diano dell'orecchione, della bardassa, del finocchio, non dell'omosessuale, non del gay. Gay sono loro, a sinistra sono gay, a destra diventano froci, a orecchioni o quello che volete voi. Possiamo consultare Benigni se volete. D'altronde è andata via con il negro la Troia del loro idolo Vasco Rossi, va benissimo così. Mentre volevano rivedere le canzoni di Elio Le Storie Tese, che sarebbero da quelle parti, però non hanno bisogno di appoggiarsi a nessuno, popolari e grandi come sono Elio Le Storie Tese. Quindi qualcuno sulla stampa aveva lanciato l'idea di rivedere i loro testi. E che vabbè, che altro dire, andiamo avanti. Questo è il mondo, questa è una fotografia del mondo, prendiamolo così com'è o respingiamolo, non siamo obbligati. E con Pietro De Leo facciamo una panoramica, perché allora i voti sono andati malissimo per i socialdemocratici. Scholz, l'ex cancelliere, hanno dimezzato i seggi, quindi hanno diminuito il potere d'acquisto. Però vedo che stanno facendo la voce grossa, perché i cristiano-democratici, i popolari, i centristi, insomma quelli che hanno vinto, quelli di Merz, hanno detto che non vogliono aver nulla a che vedere con l'FD, l'estrema destra. Però Merz in campagna elettorale ha detto che sugli immigrati bisogna mettere a posto le cose. Insomma, situazione fluida, è un termine che ormai è di moda. C'è una telefonata, la parola chi ce l'ha? Pronto? Buongiorno signor Pellegrini. Buongiorno. Ultima notizia, le dico che in Sudan è caduto un aereo militare con 46 morti. E allora io dico che adesso sono un po' troppi questi disastri aerei. C'è un problema anche di un bel punto di domanda da metterci. Comunque io ho chiamato per le spese di armi che si dovrà fare in Italia, se non le dispiace. Prego, è all'ordine del giorno. Allora, il prossimo vertice NATO, signor Pellegrini, che si terrà in Olanda a giugno, un po' presto, comunque io ve lo dico adesso, sarà fondamentale per il futuro dell'alleanza, mi sembra, con un possibile cessate il fuoco in Ucraina, cioè una minaccia russa più concreta che mai, secondo me. L'olandese Mark Rutte sta lavorando a questo cambio di marcia. Rutte è molto pressante anche perché la proposta di un nuovo e più alto livello di investimento sarà definita ben prima di giugno, cioè abbiamo solo 3 mesi di tempo. Servirebbero 6 miliardi l'anno per far andare la difesa al 2%. Non si vuole? Allora lo si dica, ma aspettiamoci conseguenze anche a breve termine. Tutto qua, la saluto e buona giornata. Grazie anche alla nostra Prima di giugno. ascoltatrice. Abbiamo parlato anche ieri con Giuseppe Liturri, lo sapete, per aumentare le spese militari, spiegavo Liturri, l'unico organismo, l'unica istituzione che te lo può permettere è la BCE, oppure si va a intaccare il risparmio privato, si chiama esproprio e non tanto proletario, visto che saranno i miliardari a portarci via i soldini. Vedremo. Allora abbiamo Maurizio. Anche tra 100 anni James Brown sarà il top. Non mi sembrava il tipo da James Brown, Maurizio. Ma va bene, non bene, benissimo. Benissimo. Benissimo James Brown. Sempre sia gradito. E poi la verità è che sono cattivo, ma cambierò. Va bene, Maurizio. Seguiremo gli sviluppi. Allora, leggiamo qualche titolo, qualche apertura, facciamo una panoramica veloce.
Probabili per oggi i dati dell'attacco del Papa, prosegue le terapie e anche l'ossigeno è in poltrona. Israele folla per i funerali di bimbi e mamma Bibas. Leggevo nell'editoriale l'altro giorno, ha, non so, proiettato sul municipio quante volte luci diverse per Gaza, per Hamas, per tutti quanti. Il sindaco Sala, Peppe Sala di Milano, si è rifiutato di proiettare una luce, credo avevano chiesto luce arancione, non mi ricordo, per questi bambini. E dove sono i Propal? Dove sono? Dovreste andare a dire che questi bambini se la sono cercata, no? Se siete coerenti. Trump Gaza, tra grattacieli e danzatrici, il video su Truth postato dal presidente USA. E poi la sufficienza solo a 13 regioni nelle cure essenziali e sanitarie e quanto emerge dal monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza realizzato dal Ministero della Salute. Il Servizio Sanitario Nazionale migliora sul fronte dell'assistenza ospedaliera, ma arranca sulla prevenzione e le cure territoriali. Quindi, sia chiaro, è colpa dell'autonomia, anzi, è colpa dell'autonomia differenziata. Se solo 13 regioni sono sufficienti, tutta colpa dell'autonomia differenziata, che non c'è ancora. Salvini, italiani a Kiev, prima di inviare un solo soldato serve massima certezza. L'Ucraina può produrre armi da sola, si chiede il Corriere.it. E poi Papa Francesco in poltrona, prosegue le terapie, attesa per gli esiti della nuova TAC. Sant'Anché, show in aula, attacco 12, borse e vestiti, rappresento plasticamente tutto ciò che detestate, dimissioni, valuterò io. Dopo quello che è venuto fuori con la Pascale, però starei attento a parlare di borsette. Insomma, è venuto fuori che l'unica borsa Prada, credo, quelle che costano come un appartamento, le uniche vere fossero quelle che le aveva regalato quando erano fidanzati il direttore Sallusti e direttore del giornale. Le altre erano tutte tarocche. Quelle che lei ha regalato, almeno così ha detto la Pascale, la ex amorosa di Silvio Berlusconi. Ammirevole lo slancio di onestà della Sant'Anché sulla plasticità delle fattezze, selvaggia Mara maldeggia. Dire mio padre mi ha insegnato che si ruba solo quello che si nasconde non è pertinente, sarebbe bastato dire non ho mai acquistato borse false in vita mia. De Angelis e Sant'Anché sceglie il discorso più urticante non solo per gli avversari, ma anche per la destra missina, che il bordello del ricco e bello è frustrazione e vizio. Io sono quello che voi detestate, il Twiga e il billionaire, le borse e il tacco 12, perché voi odiate la ricchezza, non la povertà. Il mio nome è Bond, Eurobond, l'Italia non ha soldi per finanziare la difesa, anche allentando i vincoli del patto di stabilità, accumulare altro debito pubblico, già al 138,4% del PIL, sarebbe una condanna per le generazioni future. Caprare è adesso il tempo di agire e se è già in ritardo. Il nostro paese ha interesse a far sì che l'incremento delle spese per la difesa sia coperto con debito europeo. La sospensione del patto di stabilità, però sempre debito rischia di essere partita di giro. Mi sono dimenticato di anticiparvi, sempre nell'ambito di che giorno è, genetriaci, ricorrenze e commemorazioni, ci sono i rilevamenti demoscopici, i sondaggetti, e ci sono anche naturalmente c'è anche naturalmente musica per voi. STRAMILANO Stra Milano, Milli, la mitica Milli. E poi sentiremo Fats Domino, Antoine Dominique, considerato uno dei massimi virtuosi del jazz. Sentirete davvero la qualità di questo musicista statunitense. Tra l'altro Fats, chiaramente perché come me era obeso, però in ogni caso è morto nel 2017 quando aveva 89 anni. È un peccato perché comunque restano le registrazioni, sono veramente virtuosismi allo stato puro. E poi Johnny Cash, vi faremo sentire di Johnny Cash, Ring on Fire. Allora, questo è per quanto riguarda i genetriaci. Stavo dicendo, riepilogando,
la sinossi delle interviste. La situazione in Ucraina, adesso al di là di chi simpatizza chi per chi, quello non mi interessa, ci sono delle situazioni. Innanzitutto potremmo dire che da 3 anni è uno stallo alternato da un progressivo avanzamento russo, con qualche risposta ucraina. Questo nonostante, vi ricordate, all'inizio c'erano i sostenitori di Putin, che non capisco perché non vadano a Mosca a vivere, visto che è il loro idolo, che dicevano: in un fine settimana la Russia si pappa l'Ucraina. Invece c'erano quelli per cui Putin è il demonio, Erdogan no però, Putin sì. E quelli cosa dicevano? La Russia ha un PIL un quinto di quello dell'Italia. Adesso vado a memoria, posso sbagliare. La Russia non dura, la Russia in capo 2 mesi deve tornare indietro, e sono già passati 3 anni. Quindi da una parte e dall'altra, lasciamo stare quelli che magari lo dicevano perché erano tifosi, a parte che non è una bella cosa sostenere un conflitto e con dei morti, non è bello per nessuna delle due parti, ma quelli che ci hanno raccontato determinate storie ci hanno preso in giro. Guarda caso sono gli stessi che adesso dicono che se non fermiamo, se l'Occidente, l'Europa, la NATO non ferma Putin poi si allargherà e farà come Hitler. Ma mi hai già detto delle bugie grosse come appartamenti in questi 3 anni. Dammi una ragione per crederti. Tra l'altro questo contrasta anche con quello che comunque è stato, cioè Mad Vlad, no, lo chiamano, ma fin dall'inizio si parte dagli accordi di Minsk e l'azione, diciamo, di invasione della Russia mi sembra sia stata portata avanti in un certo modo anche per portare a casa Putin. Non rifiutava degli accordi, chiaramente voleva portarsi a casa il risultato, che non è proprio un atteggiamento da Hitler secondo me, però non entro in dinamiche della storia che possono essere lette in modo diverso. L'altro giorno c'è stato un attacco molto pesante portato dai russi con i droni. Sono droni economici perché sono di origine iraniana, i droni Shahd, 267 droni. Anzi, a Mosca li chiamano i Geran, credo che spero la pronuncia sia giusta. C'è stata una risposta più timida, diciamo, da parte dell'Ucraina, che sta perdendo terreno nel sud-est, sud-sud-est, Pokrovsk e Novoandriysk, lasciamo perdere la pronuncia, chiedo scusa, lì stanno avanzando con grande lena le forze russe, le forze del Cremlino. Nel Lugansk i russi hanno preso una città, Novolyubivka, e tentano di sfondare per prendere a est la regione del Kharkiv, che è strategica, e poi Donetsk vanno avanti ancora, hanno occupato la città di Toretsk, sempre i russi. Insomma, è un progressivo avanzamento russo. Ne parleremo poi con Mirko Molteni. C'è ancora una telefonata, pronto? Pierluigi Mimmo, buon lavoro e buona giornata a te, caro. Prego, ciao. Prego, parla pure. Mimmo, sei in diretta? Pierluigi. Sì, sei in diretta, puoi parlare. Ti ringrazio. Allora, una persona che è il capo dello Stato, va ai funerali di un pregiudicato condannato ai lavori sociali in Cassazione. Ricorda Craxi, che è scappato per non andare in galera nel 25esimo anniversario. Addirittura attacca la Russia, che ha rimesso 28 milioni di persone sono morte per il nazismo. 28 milioni di russi sono venuti a liberarci pure a noi dal nazismo, dicendo che Putin è un nazista, è peggio di Mussolini o di Hitler. Morale della favola, ma io
un cittadino pulito fino là, posso pensare che questo non sia il presidente dei partiti e non degli italiani? Per una volta la Questa è pensiamo la mia uguale, domanda, Mimmo. Flash, che ti faccio. La pensiamo, per una volta la pensiamo uguale, proprio uguale, Mimmo. Io la penso come te. Grazie. Grazie a te sempre. Allora, c'è Maurizio. Allora, il nostro polemista, ricordo benissimo la mia osservazione polemica verso la nostra radio perché non trasmetteva l'intervista di Putin alle domande del giornalista americano, molto chiara, risposta piccata, tanto la trasmettono altri, neanche la RAI, uno degli errori editoriali, ma quanti esperti a insegnare dopo i ritardi. Maurizio, io non ricordo se non mi sembra di aver di sicuro mi ricordo che all'inizio avevo una posizione assolutamente di simpatia verso gli ucraini perché comunque i civili che venivano uccisi erano, non penso fossero immagini taroccate, quindi c'era eh, umanamente un appoggio. Poi se ho commesso errori editoriali ne renderò conto. eh, Sicuramente vedere Zelensky progressivamente rigettare ogni strada per gli accordi mi ha fatto pensare, Maurizio, spara, guarda qua, questo è un ampio petto, avrò la quarta come minimo di reggiseno, spara. Se ho sbagliato, sarà bene che impari. Però francamente non mi ricordo cioè ero sicuramente Maurizio non amo oggi come allora, non amo quelli che Putin, andate a vivere là. Questo io, per quanto malata, mi tengo comunque una democrazia dove io mi posso esprimere e non veda gli oppositori uccisi. Ah beh, certo, l'Italia, le stragi di Stato, eccetera, 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 come cantava Gaber, però là mi sembra sia un po' lievemente peggio. E lì non cambio idea. C'è Sveva, guardate, mi esibisco, passerella di Ciccio Barbò, guardate che non vedete tutte le. Aspetta, guarda che roba, sto coprendo tutto lo schermo, ma sono un balenottero, sono un eh? Questo è circo, questo è circo. Vi ho offerto un'esibizione circense. Dicevo, non cambio idea, con altre cose invece gli avvenimenti mi hanno fatto aggiornare quello che vede. Ah, non eri tu, ma informare sì. Vabbè. Comunque Maurizio, eh, c'erano evidentemente anche tra voi ascoltatori, senza essere fanatici di Putin, coloro che avevano una visione più chiara di quanto non avessi io. E l'Italia ha venduto ai turchi l'azienda di droni e tecnologia. Opportuno? Non si poteva stoppare, Maurizio? Maurizio, sai che quando ci sono i soldi non, è difficile. Allora, cosa mandiamo in onda? Musica per voi, Sveva, perché è arrivata. Sì, siccome ho elogiato, ho esaltato la bravura, i virtuosismi di Fats Domino, che è considerato uno dei pianisti jazz più bravi della storia, direi proprio allora di far seguire alle mie chiacchiere le belle note.
Ecco, ci è voluto un po' perché entrasse in scena il pianoforte che avevo tanto celebrato, ma alla fine avete sentito. Eh, C'era però un jazzista francese che era dal cognome Norejani, non lo ricordo più, che era ancora forse più bravo. Era affetto dal nanismo come Toulouse-Lautrec, e il cognome era italiano ma era francese, forse Marsiglia o dintorni, ed era forse dal punto di vista virtuoso anche superiore, solo che poverino, cioè, è morto anche giovane, non ha fatto in tempo. Allora, genetriaci dell'8° giorno di Ventoso, mese del calendario repubblicano, per tutti è un mercoledì, miarqui, 26 di febbraio, anno domini 2025 o 2025. Che dire si voglia. Il doge Francesco Morosini, che è stato protagonista della resistenza della città di Candia, assediata dai turchi, resistette, pensate, per 23 anni. Quindi i veneziani, insomma, non hanno fatto Venezia per niente. Poi abbiamo, questa l'ha detta un grande: senza la Francia il mondo sarebbe più solo. Chi l'ha detto? Victor Hugo, naturalmente, Les Misérables. La libertà comincia dall'ironia. Quindi, bella questa frase. Senza la Francia il mondo sarebbe più solo. Mi piace, mi place. Anche se, dire la verità, se viaggio al termine della notte di Céline immagina questo dialogo tra due soldati, sembra la prima guerra mondiale, che fosse il sergente nazionalista, noi francesi, e Céline mette in bocca al soldato con cui interloquisce una frase fantastica: noi francesi cosa? Gli dice, traduco con parole mie, anche perché poi i testi di Céline sono frammentati di parolacce e bestemmie, quindi è meglio che non citi testuale, non me lo ricordo a memoria, ma la frase di Céline è assolutamente di regola per tutti i nazionalismi. Cosa dice Céline? Cosa noi francesi fa? Noi francesi siamo scappati da tutte le parti, ci siamo fermati in Francia noi francesi solo perché poi c'era l'Atlantico. Quindi non mi ricordo più uno storico inglese, un filosofo inglese, che disse che il patriottismo, il nazionalismo è il rifugio dei farabutti. I jeans di Levi Strauss, imprenditore tedesco. Poi abbiamo William Frederick Cody, Buffalo Bill. Pensate che la nonna Scodelera, quando ero piccolo, quindi secoli fa, mi raccontava di suo papà che da giovane aveva fatto il buttero in Toscana e aveva sfidato Buffalo Bill. Io non ci potevo credere, e invece era tutto vero, perché portò anche in Europa e in Italia il suo circo, c'era anche Toro Seduto, Buffalo Bill, e questo è un episodio storico, sfidò i butteri della Toscana, si dice che abbiano vinto i butteri della Toscana. Andiamo avanti. Jean Negulesco è un regista rumeno. Lui ha vinto anche, non lui, comunque questo film che adesso vi cito ha vinto un Oscar per la sceneggiatura nel 1953, Titanic. Se si pronuncia Titanic, pazienza. E se vi capita di vederlo, Cameron nel suo Titanic del 1997 lo ha copiato paro paro, inserendo poi la storia d'amore con i due attori protagonisti che tutti conosciamo. Comunque la sceneggiatura è praticamente la stessa, infatti non a caso quella del 1953 vinse l'Oscar. E Cameron è un furbacchione. Poi abbiamo Carolina Mignone, che è un'alessandrina, che però è un mito milanese. Milli. Infatti dopo, prima dei sondaggetti, quasi quasi metterei Milli, Stramilano, STRAMILANO, piano, fantastica.
Un po' la risposta milanese a Edith Piaf, anche se Edith Piaf siamo nell'Empireo, nell'Olimpo, nel massimo, però non è che con lì si caschi male, anzi. I suoi cartoni animati pazzi, assolutamente folli. Bugs Bunny, un personaggio che sembra arrivato da Marte, che sembra un Eta Beta con il doping. Il suo creatore è Tex Avery, celeberrimo regista animatore statunitense. Anastasia von Herzfeld, lei era di origine credo tedesca, poi italianizzata Assia Norris. Tra i tanti film siamo nel periodo dei telefoni bianchi, il signor Max, che poi diventa con Vittorio De Sica, un film celeberrimo, poi rifatto dallo stesso Vittorio De Sica con un ruolo diverso da Alberto Sordi. Il film è Il Conte Max, tra gli anni 50 e 60 grosso modo. Poi ha avuto una nomination, 0 Oscar, è stato un caratterista di Nick Manofredda, La gatta sul tetto che scotta, e Jackie Gleason, riconoscibile perché anche lui come me era un obeso, ma molto obeso, forse era un grande obeso, che però è autore e artefice di una frase perfetta, meravigliosa: i magri sono belli, ma i grassi sono adorabili. Bellissimo. Non è vero niente. Non è vero niente, ma va bene così. Poi abbiamo Felix Hunger, della strana coppia, la serie di telefilm. C'era Jack Lemmon e Walter Matthau, il film di Billy Wilder, meraviglioso film di Billy Wilder, se non sbaglio era Billy Wilder, credo di sì. E poi ne fu tratta una serie di telefilm. L'altro protagonista non ricordo il nome, ma poi divenne continuò a essere famoso con una serie sempre di telefilm, Quincy, il dottore. Era molto nei primi anni 70, poi è stata trasmessa anche in altre stagioni, una serie piuttosto insomma amata e conosciuta. Lui era Tony Randall in arte, se no era Tony Rosenberg. Faz Domino, l'ho appena Antoine Dominique, l'ho citato prima, e poi Ariel Sharon, leader e primo ministro israeliano e fondatore anche di Kadima, il partito dei centristi. Poi, questa l'avrà già raccontata, ma forse Sveva non la sa. Tanti secoli fa, il sottoscritto, dopo esperienze in fabbrica, eccetera, riprende gli studi e si iscrive all'università. Allora, arrivo, siamo a Ca' Foscari, insomma, un'università prestigiosa in un quadro, e non mi sembra vero. Ero a fare canne da pesca fino a poco tempo prima, che mi vedevo prigioniero all'università. E decido di iscrivermi a un corso che mi sembrava quello più adatto per iniziare, letteratura italiana moderna contemporanea, poi presi 30, tanto per non sbagliarsi. E era proprio il primo giorno, mi muovo, cerco di capire, vedo un cartello scritto a mano, corso letteratura italiana contemporanea. Seguo, apro, vedo questo emiciclo, questa sala enorme, posta emiciclo proprio come un anfiteatro, buio, e in fondo c'è questo omino che aveva gli occhiali scuri ed era nella penombra e parla e le pistome e io dopo mezz'ora mi accorgo che non ho capito niente, non ho capito nulla. Ho detto: Pellegrin, Pelle, sei un operaio, razza inferiore, devi rassegnarti. Sei razza inferiore, sei proletario, fai il proletario, inutile, fai il pezzente, morto di fame, fai l'umile, non iscriverti all'università. L'università è per i borghesi.
Poi per fortuna ho capito, non era il corso di italiano, letteratura e contemporanea, ma era il corso per il quarto anno di filosofia. E non solo, per iscriversi a quel corso dovevi fare i corsi propedeutici con un tal Galimberti, che è quello che a destra lo detestano un po' tutti, però è ancora un cervello, una testa d'uovo. Quindi prima facevi il corso propedeutico per andare a seguire le lezioni del professore Emanuele Severino. Tra l'altro, Emanuele Severino, quello che manca secondo me come lettore, a me personalmente manca sono sei editoriali sul Corriere della Sera, perché un conto appunto erano le lezioni dove usava assolutamente un linguaggio scientifico come è giusto che sia, mentre i suoi articoli erano un condensato di intelligenza e di pensiero, ma erano forse le cose migliori, ecco, le cose migliori del Corriere della Sera per me erano, e non ci sono più, Emanuele Severino e non solo perché sono appassionato di calcio, Mario Sconcerti. Erano quello che distingueva il Corriere della Sera dagli altri giornali, e non c'è più. Andiamo avanti. Paolo Ferrari era un grande attore sia di cinema che di teatro. Divenne molto popolare però per una famosa réclame. Una volta dicevamo réclame, noi eravamo ancora con una certa vicinanza con la Francia. Io sono di origine da parte di madre. Comunque la réclame era il 2 per 3. Lui offriva 2 fustini o 3 fustini in cambio di 2, però di una certa marca di detersivo, e però nessuno ci stava. Tra i tanti film, mi ricordo anche Le voci bianche, è un attore brillante, ma in grado di assolvere diversi ruoli, secondo me. Poi abbiamo Johnny Cash, The Man in Black, per la sua abitudine a vestirsi di nero. E poi questo lo voglio ricordare, lui è titolare di una impresa vinicola piuttosto famosa in Friuli, un cimuttone meraviglioso che non ho mai conosciuto, che è ancora vivo però, si chiama Maglio Collavini, e la sua azienda produce ribolla gialla specialmente. Perché lo voglio ricordare? Perché tanti anni or sono un mio articolo sulla Padania suscitò reazioni pesanti da parte, quella volta erano ancora i DS, e ci fu un'interrogazione contro di me presentata dal capogruppo Fabio Mussi, il Seboso Mussi, come lo chiamava una rivista satirica di sinistra, ma quella volta erano capaci di fare autocritica. E cioè il parlamentare era Di Bisceglie, che l'aveva scritta contro di me, e poi l'aveva fatto presentare addirittura al capogruppo. E mi raccontarono che fuori da Montecitorio c'era questo Di Bisceglie che stampava le fotocopie del mio articolo. E arriva il momento della controreplica, e i parlamentari della Lega, allora quelli friulani, alcuni non c'erano, alcuni hanno fatto finta di non conoscermi, cuor di leoni, e gli altri parlamentari della Lega addirittura uno si scusò con la sinistra per un mio articolo dove non c'era niente di che. Quando arrivò, era il 2000 se non sbaglio, quando arrivò il momento comunque degli altri parlamentari, no, forse era il 98, 99. Sì, perché quella volta non si era spezzata l'alleanza che poi si ricompone nel 2000, quindi nonostante Maglio Collavini fosse di Forza Italia, che era partito avversario della Lega, erano contro, mi difese senza conoscermi. Allora, non ho mai avuto, perché mi sembrava un atto un po' di piaggeria quella di telefonargli per ringraziarli. Io sono un orso, un selvatico, queste cose formali mi sono un po', però voglio approfittarne per ringraziarlo ancora a distanza di 26, 25, 26, 27 anni, per ringraziarlo ancora pubblicamente, perché questo significa avere un bel cuore puro. E poi abbiamo uno stilista, è rimasto, lui è morto addirittura nel 1990 a 48 anni. No,
scusate, a 38 anni, a 38 anni, ma il suo marchio è rimasto, io ero innamorato del suo profumo, Enrico Coveri. E poi si parlava prima di autocrazie, no, Putin il demonio, ma Erdogan va bene. E proprio è il suo, genetriaco, il suo compleanno, e noi natura 71 anni, portati benissimo, siccome non si sa mai nella vita. Auguri Erdogan, applausi a Erdogan, bravissimo Erdogan. Una frase sibillina e anche un po' inquietante detta da lui: "La democrazia non è definita da parlamenti ed elezioni". Poi abbiamo eccolo qua, te pareva Mauro. Tu dici che sì, alto 97 Michel Petrucciani. Maurizio, mi viene in soccorso, che era appunto affetto da nanismo. Ehm, Fammi sapere se condividi la mia opinione che Michel Petrucciani fosse clamoroso sentirlo. Non pensi neanche possa essere ci possa, essere un essere umano, una creatura umana capace di fare quelle cose col pianoforte. È incredibile. E poi abbiamo, se al posto di Putin ci fosse stato Zelensky all'inizio della guerra, quando l'Europa non era ancora attrezzata per inviare armi e soldi, lui, ci scommetto, avrebbe sganciato un paio di atomiche tattiche sull'Ucraina, che avrebbero subito fatto fuori Putin e preso l'Ucraina in toto. E la storia finiva subito e metteva al suo posto anche l'Europa. Troppo prudente. Che abbiamo una putiniana, penso sì, dall'avatar penso sia una donna. Tanto del fascista e del nazista, peggio di Hitler, Putin gliel'hanno dato lo stesso, quindi va bene. Diciamo che qui, ehm, siamo comunque, tra Occidente, anzi potrei convenire con questa ascoltatrice e, osservare che evidentemente, ehm, i successi di Putin, sono anche figli di una debolezza occidentale, soprattutto europea, ehm veramente si vede adesso, insomma, si vede adesso. Clamoroso ma diverso stile. Sì, 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 Maurizio, per carità, non volevo, siccome è sempre messo nell'ambito del jazz, hai ragione, distinguiamo Petrucciani e Fats Domino, ma, chiaramente parlavo dei virtuosismi. Come il chitarrista Django Reinhardt con solo 3 dita. Sì, questa conosco meno, però non sapevo che aveva 3 dita. Mauro, quando parliamo di musica andiamo decisamente d'accordo. Comunque andiamo sempre d'accordo. Facciamo così, un intervallo e poi andiamo con i sondaggetti.
Eccoci. Allora, andiamo. C'era ancora un messaggio da leggere. L'ascoltatrice, l'inglese, no, questo sì, no. Sì, no. Allora, no, io dico una cosa: come possono esserci dei personaggi importanti che dicono delle mazzate così ignoranti, così dementi, dimostrando come il loro cervello si sia deteriorato così tanto da sembrare marcito, perché non vuole ricordare e fa il mentecato che Zelensky ha chiuso canali televisivi, messo fuori legge, giornali, media, partiti e ammazzato persone che non si dichiaravano ucraini ma russi, e sono sicuro che avrà anche ucciso qualche suo generale, anche se noi non lo vengono certo a dire, ma il nazista fascista è Putin. La memoria, se la perdi, vuol dire che hai l'Alzheimer. Ci sono anche i Novax, dico anche che la Russia non è mia nemica, l'Europa sì. Novax Covid però non sui vaccini che hanno salvato le persone. Oh, va bene, ok, quando si espongono con educazione e tanta chiarezza, poi convengo anch'io che una così scarsa non qualità, una inadeguatezza delle classi dirigenti, soprattutto europee, non l'ho mai vista. È una cosa. Von der Leyen è proprio l'immagine plastica questo è chiaro. C'è una telefonata? La parola chi ce l'ha? Pronto? Sono Albino, ciao. Pronto? Ciao, prego. Pronti. Hai detto due cose che mi hanno fatto venire in mente delle vicende, per modo di dire. Allora, uno hai nominato Johnny Cash e io lo abbino a Willie Nelson nel concerto di Nassau dove cantavano Riders in the Sky. Troppo grande. E poi Petrucciani, il quale quando era affetto da una malattia che gli si rompevano le ossa, e poi visse poco perché mi pare morì a Rotti a 30 anni, fu sepolto a Parigi, mi pare di fianco, non vedeva una cavolata Chopin o qualcosa del genere, e si sposò 3 volte, ebbe un figlio incazzato nero perché ereditò la malattia del padre, però Petrucciani pensa che aveva la velocità nelle dita che era paragonabile al rullante di una batteria, che è una cosa fuori dal comune. Io l'ho sentito perché ho la sua documentazione, mi piaceva moltissimo come pianista, e penso ce ne siano pochi al suo livello, malgrado che addirittura suonò un concerto, una delle sue performance, con uno delle dita rotte e riuscì lo stesso a portare tutto alla fine. Comunque visse, ti ho detto, 30 rotti anni, ma li visse intensamente, si sposò 3 volte o roba del genere. Certo. Comunque un grande, veramente. Tutto lì, grazie delle cose che hai detto che mi fanno venire in mente delle belle cose, al contrario di tutte le brutte notizie, Dio santissimo, che dobbiamo ascoltare tutti i giorni. Vabbè, dai. Ok, ti saluto e ci sentiamo la prossima volta, va bene? Grazie, okay. Albino. Grazie anche a te, grazie, ciao. Ogni tanto la indovino, ogni tanto la faccio giusta. Avete sentito cosa ha detto Albino? Me ricordavo bene. Ha fatto grazie, è stato bellissimo anche sentire Albino che parlava, perché non mi ricordavo tutto. Dunque, questo è un sondaggio velocissimo, sondaggio Demos e Demetria, Committente Repubblica sull'Europa. 43 per la difesa e l'esercito, 44 per la giustizia, 43 per la politica estera, 46 per l'immigrazione e 45 per l'economia. Questi sono i primi, questi sono i temi all'ordine del giorno secondo l'opinione pubblica. Chiudiamo e poi abbiamo ancora un altro sondaggio, questo è il sondaggio SVG, acquirente la 7, quindi Fratelli d'Italia 30,2, PD 22,2, 5 Stelle 12,2, Forza Italia 9,2, Lega 8, Verdi e Sinistra 6,5, Calenda 3,2, Renzi 2,8. 13:31, fermiamoci qui, riprendiamo con oltre la pagina tra pochi minuti. Avete ascoltato Che giorno è? Scegliete la vita, scegliete un lavoro, scegliete una carriera, scegliete la famiglia, scegliete un maxi televisore del cazzo, scegliete lavatrici, macchine, lettori CD e apriscatole elettrici.
Va ora in onda Oltre la pagina. Minerali, giallo sull'ok, Putin offre i suoi a Trump, annunciata e smentita l'intesa tra USA e Ucraina. Questo è l'articolo di oggi di Mirko Molteni. Approfittiamo di avere lui tra pochissimo al nostro microfono per una panoramica. C'è ancora l'ascoltatrice. Dopo l'era geologica dell'Homo sapiens è arrivata l'era, qua però vediamo, non riesco a leggere, degli idioti. Sono in numero maggiore delle persone intelligenti, ci sarà un perché. La natura non fa mai niente per caso. Direi, io trovo qualcuno ancora più pessimista di me, bene, vuol dire che mi sento meno solo. Grazie comunque anche per questi interventi a questa ascoltatrice. Visti i progressi delle trattative tra Donaldo e Vladimiro, voglio ricordare a tutti noi ciò che i media italiani e la moltitudine degli italici dicevano nell'anno 2022. E ve lo dico con una canzone. Allora, la canzone che poi manderemo in onda al termine è Mai nato di Margherito. Ce la chiede Luca da Brescia. Invece adesso andiamo a fare una panoramica, approfittiamo di avere Mirko Molteni che su Libero ci aggiorna da sempre sulla politica internazionale. Lui è anche autore di molti saggi sulla storia militare, storia dell'aeronautica militare. Mirko Molteni, bentornato ai nostri microfoni, grazie per essere qui con noi. Grazie a voi, ciao Pierluigi e un saluto a tutti gli ascoltatori. Mirko, volevo chiederti, proprio ci sono state in questi anni tante visioni. C'era chi simpatizzava per Putin, diceva Putin farà un boccone in 24 ore dell'Ucraina. Poi invece la parte più preponderante che ci diceva che la Russia avrebbe resistito sì e no 2 mesi perché il PIL, perché questo, eccetera. Io per fortuna leggo Libero e leggo te, perché tu hai un vizio, riporti sempre i fatti senza i commenti. Certo, li disponi in un certo modo, ma tu riporti proprio l'informazione precisa da storico, perché prima di tutto tu sei uno storico. E seguendo i tuoi articoli, ne approfitto appunto perché sono complimenti meritati, anche perché non si trova in giro tanta lucidità. Posso dire che in questi 3 anni alla fine abbiamo visto una situazione di stallo alternata da una sia pur lento avanzamento della Russia, con qualche risposta dell'Ucraina nel momento in cui disponevo o meno degli aiuti occidentali. Volevo chiederti se questa fotografia può essere accettabile e poi come stanno andando le cose e verso dove vanno. Si va verso la tregua, verso la pace, secondo te? Allora, sì, anzitutto ricordando un po', facendo un po' un riassunto di questi 3 anni di guerra, come hai detto anche tu, in sostanza la Russia ha dimostrato che per 3 anni la maggior parte della stampa occidentale ha raccontato, diciamo, se non frottole quasi, nel senso che si è scritto ed è detto frequentemente che la Russia sarebbe stata sull'orlo del collasso militare, eccetera, che sarebbe stata sconfitta. In realtà abbiamo visto che la Russia, anche solo per le sue dimensioni praticamente bicontinentali, perché di fatto si estende dall'Europa fino a tutta l'Asia settentrionale, ha una mole, una quantità di risorse tale per cui non avrebbe mai potuto soffrire una vera e propria sconfitta militare da parte dell'Ucraina. I problemi russi li hanno avuti all'inizio del conflitto, quando per errori di intelligence pensavano che l'invasione dell'Ucraina sarebbe stata una passeggiata, tant'è vero che all'inizio
Putin aveva destinato al conflitto nel febbraio 2022 meno di 200.000 uomini. E non sono stati sufficienti perché comunque l'esercito ucraino ha tenuto duro, la leadership politica non ha ceduto, però poi nel proseguire del conflitto i russi hanno mobilitato tutte le loro risorse e lì si è fatto palpabile tutto il divario di forze, tale per cui i russi tuttora occupano il 20% dell'Ucraina e gli ucraini, grazie anche agli aiuti militari forniti dall'Europa e dagli Stati Uniti, tengono la linea del fronte ma molto a fatica, tanto che tuttora le truppe russe anche negli ultimi giorni continuano ad avanzare in vari settori, magari anche solo di 1 chilometro per volta. Però la cosa sicura è che all'Ucraina manca la forza per recuperare quel 20% di territorio occupato, in sostanza tutta la regione del Donbass, in parte quella di Zaporizia, e per non parlare della Crimea che è occupata e annessa alla Russia fin dal 2014. Quindi di fatto adesso, col cambio dell'amministrazione negli Stati Uniti, siamo arrivati al dunque, perché un riassunto di tutta la vicenda potrebbe essere molto a grandi linee, potrebbe essere il seguente, cioè che durante l'amministrazione democratica di Biden certamente meno ben disposta, anzi per nulla ben disposta verso Mosca, a differenza di Trump, gli Stati Uniti hanno praticamente incoraggiato l'Ucraina a sfidare la Russia per tutti questi 3 anni, tirandosi dietro tutti i governi europei, perché sappiamo che i governi europei sono al traino in sostanza degli Stati Uniti, perché anche la stessa NATO, la stessa alleanza atlantica, di fatto trova negli Stati Uniti il suo perno, cioè il centromotore che ha dato origine all'alleanza fin dal 1949. Adesso, cambiata l'amministrazione negli Stati Uniti, ora Trump, che è molto più preoccupato dalla Cina che non dalla Russia, punta al compromesso con Mosca, il compromesso per cercare di staccare Mosca dalla Cina, da Pechino, dall'alleanza con Pechino, e attirarlo più dalla parte dell'Occidente. Quindi un Trump sicuramente molto più lungimirante di Biden, che però appunto con questo cambio plateale della geopolitica americana spiazza i governi europei. I governi europei che si confermano ancora una volta in ritardo sulla storia, in ritardo perché da sempre abituati a stare al traino degli Stati Uniti. C'è anche un danno, perché noi allora è vero che c'è una situazione che la chiamano autocrazia, insomma in Russia non so quale sia il livello della democrazia, però i cittadini russi non sembrano quelli che scendono, è vero che se scendono in piazza rischiano, però voglio dire, l'opinione pubblica, il cittadino russo non sembra rivoltarsi contro Putin, arrivano voci di malumori per i soldati eccetera, però questo non sta succedendo. Al contrario, mi sembra che anche il voto in Germania, quello che sta succedendo, l'arrivo di Trump in modo più o meno indiretto ha smascherato la classe dirigente europea e anche i giornalisti, i giornalisti dei grandi giornali, certo, che fiecheggiavano le classi europee. Ci hanno raccontato alla fine, approfittando anche magari della tendenza che ognuno di noi ha, la tendenza binaria a schierarsi, ci hanno raccontato un sacco di balle, perché Putin il demonio, Zelensky per esempio, voglio una tua opinione. Mi sono fatto l'opinione che quando un leader rinuncia continuamente a ogni possibilità di pace perché vede che gli arrivano le armi, quando capisce che non gli arrivano le armi, improvvisamente gli va bene quello che non gli andava prima, è un leader infame, perché non tiene conto di preservare la vita dei propri cittadini. Quindi questo Zelensky, così assolutamente beatificato, non ha fatto il bene dei cittadini ucraini.
Questo a chi ha più lucidità di me mi diceva, era già chiaro per coloro che hanno più lucidità di me. A me ci è voluto un po' di tempo, però forse anche perché mi ci è voluto tempo, adesso sono abbastanza convinto di quello che dico. Non ha fatto Zelensky quello che doveva fare per salvaguardare la vita dei propri cittadini. È troppo eccessivo, sono troppo schierato a questo punto, Mirko. A me interessa la tua opinione, della verità, la mia non. Certo, allora, il discorso è che Zelensky e i suoi assistenti, diciamo l'attuale classe dirigente ucraina, di fatto si è lasciata, come dire, ingannare dalla precedente amministrazione americana che puntava in sostanza a un indebolimento della Russia, utilizzando l'Ucraina appunto come campo di battaglia, un po' come all'epoca della guerra fredda. Gli Stati Uniti di fatto utilizzarono i mujahideen afghani per indebolire allora l'Armata Rossa negli anni '80. Ecco, il parallelo potrebbe essere un po' quello. Tra l'altro ricordiamo che a marzo del 2022, quindi poche settimane, massimo un mese dopo l'inizio della guerra, si era quasi arrivati a una sorta di pace di compromesso che era in corso, diciamo, di trattativa tra delegazioni russe tra delegazioni della Russia e dell'Ucraina in Turchia, sotto appunto gli auspici di Erdogan, che fin dall'inizio del conflitto si era proposto come mediatore. E si era arrivati quasi a un passo, quindi dopo solo un mese di guerra si sarebbe forse avuta l'occasione di cessare i combattimenti, in un momento in cui l'Ucraina non aveva ancora perso tutto il territorio che ha perso attualmente. Ma Zelensky e i suoi a un certo punto rifiutarono di interrompere i negoziati in Turchia, perché appunto spronati da inglesi e americani invece a resistere dietro la promessa di enormi quantità di armi e anche di soldi per tenere in piedi lo Stato ucraino, che di fatto con una guerra del genere, con tutte queste devastazioni, di fatto lo Stato ucraino è sull'orlo della bancarotta finanziariamente, per cui è sopravvissuto finora anche per gli aiuti anche finanziari, oltre agli aiuti militari. E questo la dice lunga sul fatto che in pratica l'Ucraina sia stata usata per le direttive strategiche della precedente amministrazione americana. Come dicevamo, cambiato il padrone di casa alla Casa Bianca, che sembra un giro di parole ma è vero, in pratica la politica americana ha effettuato un'inversione a U, e ora gli europei si trovano a dover a parole opporsi a questo cambio di politica, perché comunque ci hanno messo la faccia per 3 anni a stare al traino dell'amministrazione di Biden, no? Ma di fatto sanno che effettivamente dal punto di vista strategico militare l'Europa occidentale senza gli Stati Uniti è poca cosa. Già Macron settimana scorsa ha tentato, diciamo, un vertice europeo a Parigi, che però ha confermato le spaccature tra i paesi europei, e ora domenica ci proveranno a Londra un vertice tra i leader europei, compresa ancora la Gran Bretagna, anche se è uscita dall'Unione Europea, comunque per cercare di perseguire la linea, diciamo, antirussa, ma di fatto credo che col tempo potrebbe affermarsi invece una nuova, diciamo, narrativa, che sarà quella probabilmente del tentare di cooptare la Russia più dalla parte dell'Europa e degli Stati Uniti per fare fronte comune contro la Cina, anche perché in questo modo gli Stati Uniti otterrebbero anche un altro risultato, cioè il fatto che isolando la Cina, una Cina che vedesse i suoi rapporti con la Russia più allentati, paradossalmente si troverebbe con le spalle scoperte e sarebbe meno propensa ad avventure militari nel Pacifico, nello specifico soprattutto per quanto riguarda un eventuale attacco a Taiwan oppure a occupazioni delle varie altre isole
degli arcipelaghi che praticamente chiuderebbero alla flotta cinese le vie dell'oceano. Mirko, si sta riaffacciando questa possibilità ventilata, non so quanto realizzabile, inviare truppe europee sul fronte ucraino. Non è rischioso, cioè non è un guanto di sfida a Putin che forse è meglio evitare? È una soluzione certamente rischiosa, perché comunque di fatto si crea ancora un confine instabile lungo la linea del fronte. Allora, ammettiamo che la tregua significhi il congelamento dell'attuale linea del fronte, come se fosse una nuova frontiera. Si creerebbe una di quelle tante situazioni così croniche della politica internazionale, come ad esempio la fascia sud del Libano con la missione internazionale UNIFIL che è lì da più di 40 anni, oppure come il confine tra le due Coree, che di fatto tra Corea del Nord e Corea del Sud si parla così di, tra virgolette, cortina di bambù, così scimmiottando un po' il concetto della cortina di ferro, però anche lì intesa come frontiera perennemente presidiata da truppe, di fatto instabile, di fatto potenziale detonatore di un nuovo ipotetico conflitto. Effettivamente una soluzione del genere mi sembra che sia caldeggiata più dai governi dell'Europa orientale, specialmente ad esempio paesi come la Polonia o come le 3 repubbliche baltiche, Estonia, Lettonia e Lituania, che hanno molti motivi storici così di contesa con la Russia. Puntualizzando però che per quanto riguarda la Polonia, e questo è poco ricordato ma vale la pena ricordare una volta di più, la Polonia eventualmente, da una possibile disgregazione dell'Ucraina, potrebbe sfruttare un piano B, diciamo, di occupazione o se non annessione della regione ucraina di Leopoli, perché esiste anche un contenzioso storico tra Polonia e Ucraina riguardo quella regione dell'Ucraina occidentale, che in italiano diciamo Leopoli, loro la chiamano Lvov, ma comunque è una regione comunque che fu polacca per molti secoli in passato, e comunque le rivendicazioni polacche su questa zona dell'Ucraina non sono mai cessate del tutto. Mirko, una frase, un pensiero che ricorre. L'Europa non può fare a meno, l'Europa e l'Italia non possono fare a meno degli Stati Uniti. Emerge. Ti chiedo, ma gli Stati Uniti possono così facilmente fare a meno dell'Europa? Parlo anche molto sul piano commerciale, perché insomma anche l'Europa è un bel mercato per gli Stati Uniti e viceversa. Cosa ne pensi? Probabilmente gli Stati Uniti possono fare più a meno dell'Europa che non il contrario, perché gli Stati Uniti dal punto di vista economico potrebbero comunque diciamo riprendersi, vedi ad esempio le rivendicazioni americane sul canale di Panama eccetera, potrebbero riprendere diciamo un'offensiva per riampliare la loro sfera di influenza sull'America Latina, diciamo su entrambe le Americhe, no? Secondo la famosa dottrina Monroe, e quindi con investimenti alimentare quei mercati ed eventualmente per l'Europa affidarsi solo al cosiddetto legame speciale con la Gran Bretagna per motivi etnici e storici legati all'origine stessa degli Stati Uniti, contando che la Gran Bretagna rimarrebbe sempre a fare così da sentinella verso il continente per evitare future minacce dall'Europa verso le Americhe. Per quanto riguarda invece l'Europa, è più difficile in questa fase che possa fare a meno degli Stati Uniti per un semplice motivo, che sono proprio le classi dirigenti europee che hanno perso l'abitudine di ragionare in termini di potenza, di interessi geopolitici e anche di proiezione militare, secondo la scala invece utilizzata dalle grandi potenze rimaste, cioè gli Stati Uniti, la Russia, la Cina, in parte ancora la Gran Bretagna e
e la Francia, per quanto la Francia negli ultimi anni abbia perso numerosissime posizioni militari e geopolitiche in Africa, soprattutto nel Sahel. Quindi è proprio un problema di mentalità. Bisognerebbe ritornare alle classi dirigenti europee di 80-100 anni fa come tipo di mentalità. Benissimo, direi che siamo arrivati alla conclusione di questa intervista con Mirko Molteni. Anche oggi potete leggere un suo articolo su Libero sulle terre rare e minerali. Ecco, ne approfitto allora in chiusura. Sulla vicenda delle terre rare, quanto possono influire sul divenire delle cose e degli accordi? Possono influire molto, nel senso che si tratta di metalli strategici soprattutto per l'industria elettronica, sia per quanto riguarda l'elettronica di consumo, banalmente gli smartphone eccetera, sia per quanto riguarda l'elettronica a uso militare, per cui gli Stati Uniti, accordandosi con l'Ucraina ed eventualmente anche con la stessa Russia, come è stato ventilato dal portavoce di Putin, Peskov, potrebbero ovviare a uno dei loro grossi problemi, che è il dipendere dalla Cina per l'importazione dell'80% dei minerali rari, delle terre rare che da essi utilizzati per i manufatti elettronici. Quindi anche qui in funzione dello slegarsi progressivamente dalla Cina. Benissimo, anche qui come sempre sei stato molto chiaro. Grazie allora ancora a Mirko Molteni di Libero e a risentirci presto, Mirko. Grazie. Grazie a voi. Allora andiamo verso la conclusione, diamo anche degli aggiornamenti. Allora c'è un ciao da Vito che ringrazio, poi Ferdinando mi scrive: forse non ti ricordi come Radio Libertà si schierò contro Putin omettendo tante verità. Ferdinando da Verona. Ma anch'io mi sono schierato contro Putin all'inizio, perché sinceramente non stavo dalla parte dei civili ucraini, quindi poi lo so, mi dite ma il Donbass eccetera. Non dico la frase fatidica solo gli stupidi non cambiano idea, perché se uno cambia idea vuol dire che quella che aveva prima era sbagliata e quindi non funziona. Penso che quello che dovremmo tutti imparare, però, a partire da chi parla, è che se anche l'altro ha un'opinione patentemente sbagliata, dovremmo evitare di aggredirlo, di insultarlo, come per esempio ho fatto io al tempo dei Novax. C'era magari quello che ti diceva che col vaccino ti inoculavano i microchip eccetera, e magari mi capitava di essere aggressivo. Non serve. Se una cosa è clamorosamente sbagliata, lo comunica da sé, aggredire la persona significa solo irretirla, irrigidirla, quindi magari sbaglia inconsapevolmente, quindi non le dai la possibilità di correggersi. Se una persona sbaglia si corregge, se tu sbagli ti correggi, si può stabilire una piattaforma per un dialogo. Se due persone dialogano, ci sarà sempre un terzo che voleva approfittarsene, che rimane con le pive nel sacco. Questo è un bel pensiero, Sveva, non so se hai seguito, ma un bel pensiero. Cioè, se io e te siamo distanti, creiamo dialogo, uno da fuori che magari voleva approfittarsene perché dividi e timpera, rimane con le pive nel sacco. Sai da cosa deriva pive nel sacco? Sai cosa sono le pive? Erano i pifferi. E pive nel sacco vuol dire che le devi tenere nel sacco perché non puoi tirarle fuori per suonare la vittoria, perché sono per suonare in omaggio alla vittoria. Questo significa. Mi ha spiegato ieri Donna Rosaglia. Allora, vabbè, io quanto sono saggio, basta adesso, perché sennò non ci si diverte con la saggezza, forse sì. È tutta propaganda, come quella per il vaccino, tale e quale. Ancora. Ti risulta che ci siano dei rifugiati russi o dei migranti russi in Italia? Neanche uno, ma moltissimi ucraini sono qua, sono fortunati. Noi durante la guerra non siamo scappati da nessuna parte, abbiamo combattuto e siamo morti in tanti per difendere la nostra patria.
Loro no, sono più furbi, vengono a svernare al caldo, serviti e riveriti da noi in quanto profughi. Allora, secondo te, stanno così male in Russia? Se qui a fare altrettanto non sono venuti? Io dicevo che probabilmente in Italia si sta meglio che in Russia. Eh, mh, io tieni presente che ci sono comunque tanti ucraini che erano qui in Italia come badanti per lavorare, eccetera. E questi sono rimasti in Italia, non sono andati a combattere, penso comprensibilmente. E i profughi sono anche civili che non potevano combattere, però ci sono anche tanti che hanno combattuto in Ucraina. Qualcuno dice anche costretti da Zelensky. Eh, no, facciamo così. Io non devo commentare, io leggo le vostre opinioni. Poi, se mi scappa la mia, perdonatemi. Questo servizio WhatsApp serve perché magari per telefono non ti va di star lì a parlare, bla bla. Scrivete quello che pensate, poi se mi scappa un commento, dai, forse siamo tra amici, altrimenti io quando un parere, un'opinione viene espressa col giusto garbo, con l'educazione, non sono qui per commentarlo. Se uno scrive in modo offensivo avrà quello che merita. Se uno si rivolge a me in modo offensivo, io sono una persona basica, primitiva. Mi insulti, ti restituisco l'insulto. Mi fai del male, ti restituisco il male 10 volte. Sei cortese con me, sei non cortese, no, per carità. Sei educato con me, ti restituisco, cerco di restituirti 10 volte quella cortesia. Sono una persona semplice, un sempliciotto di campagna. No, sempliciotto magari no, ma uno semplice di campagna sì. Pausa.
Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. La critica è unanime. A Real Pain è uno dei migliori film dell'anno. Io e Dave siamo cugini. Nostra nonna era di qui, così Dave ha pensato a questo tour polacco geriatrico con voi, brave persone. Candidato a 2 premi Oscar. Gli voglio bene e lo odio e vorrei essere lui. A Real Pain, dal 27 febbraio solo al cinema. A febbraio... Va tutto bene, signora Darcy? Oh mio Dio, sotto quest'albero crescono uomini. Bridget Jones ritorna. Daniel! Piccolo Darcy, che si dice? Per un ultimo capitolo. Bridget Jones, è ora di vivere. Ti ho messa su Tinder. Bridget Jones, un amore di ragazzo, dal 27 febbraio al cinema. Nicola, hanno rapito un'altra giornalista a Baghdad. Se c'è la possibilità di trattare, trattiamo. Tratto da una storia vera. Mi chiamo Nicola Calipari, dirigo l'ufficio ricerca del Sismi. Più tentativi si fanno e più la confusione aumenta. E chi è che valuta questa confusione? Tu? Sì! Un'intensa performance. La riporti a casa, vero? La riporti. Il Nibbio, dal 6 marzo al cinema. A marzo. E lo sbirro diventa gangster. Il film più adrenalinico dell'anno. Tu non sei un killer, io sì. Arriva solo al cinema. Andiamo! Sei pronto? Ci puoi scommettere. Gerard Butler, nella tana dei lupi 2, Pantera. Nessuno può fregarmi. Dal 6 marzo al cinema. Eccoci, sempre in simultanea con voi. Quando sono scoccate le 14.06 con Sveva stupendamente in cabina di sull'autore di comando regia tecnica. Ancora un altro messaggio WhatsApp: no, non c'è pieno di giovani in età militare ucraini con le famiglie qui da noi, siccome possono fanno bene, non è una bugia, tant'è che si parla di 1 milione più sparsi per l'Europa. Non sanno parlare l'italiano ma lavorano lo stesso e sono felici. Va bene, allora ancora vi ho detto un'altra osservazione. Ah sì, aspetta, io ho detto che non voglio essere frainteso. A me io amo anche il popolo russo, amo tutti i popoli, a dire la verità. Quindi mi ricordo in gioventù una notte passata con una ragazza russa a chiacchierare, io sono un chiacchierone. Tra l'altro era sposata con un figlio, però il marito italiano la picchiava, una situazione veramente orrenda. E mi ricordo che è stato bellissimo perché abbiamo parlato di teatro, abbiamo parlato di letteratura, abbiamo parlato di... Poi ho scoperto che anche se era sovietica, la Russia aveva in ogni quartiere un teatro e lei mi raccontava, sto parlando di tanti anni fa, quindi lei mi parlava di quando era ragazza nei tempi del comunismo e mi parlava e mi raccontava che là ogni settimana portavano i ragazzi a teatro. Le scolaresche andavano a teatro, seguivano il teatro e il teatro era una forma di espressione molto frequentata e molto a disposizione del popolo. Quindi figuratevi se non voglio bene anche i russi. Allora, tanto sul teatro ci stiamo lavorando, sul teatro ci stiamo lavorando. Adesso invece stiamo sulla notizia, grazie a Sveva che ha proprio lupus, anzi vorrebbe voler dire lupa in fabula. La lupa era una novella di Giovanni Verga, forse, non vorrei sbagliare. Perché parliamo della Sant'Anché. Dagospia dice la Santa De che ieri è stata respinta una mozione di sfiducia nei suoi confronti. Sentiamo cosa ha detto la Lega per bocca di Ingrid Bisa. Allora, per qui Parlamento e Ingrid Bisa, e trascorriamo insieme un po' di minuti ascoltando appunto l'opinione leghista su questo caso e poi riprenderemo la diretta con un'altra offerta musicale e poi ancora chiuderemo questa parte con Segui la Lega e poi l'ultima parte invece con Pietro De Leo. Facciamo un po' la panoramica su quello che sta succedendo, che potrebbe succedere in Germania. Poi se volete telefonare, io non vi mangio e se no sempre il servizio WhatsApp che sta funzionando. Allora, Berengario in Subrico da Roma saluta e chiede per favore di ricordarsi del pago PA, tassa occulta e regalo gratuito alle banche vampire.
Non sono dottore, convivo a giugno, sono 35 anni che convivo felicemente con un'infermiera, ma io non sono dottore, sia chiaro. Questo è il pago Piatas, occulta e regalo gratuito alle banche vampire. Vabbè, sai cosa c'è in Russia? Ordine, regole, quello che noi non abbiamo più da tempo, e questa è la nostra miracolosa libertà. Vabbè, su questo siamo d'accordo. La parola ordine a me non piace perché sono un po' un anarcoide. Le regole sì, però, perché sono l'unico modo per convivere. E ti rispondo con un aneddoto. Penso che abbiamo comunque quello che dici tu sulla Russia, va bene, è una parte, un aspetto sicuramente che non si può negare. Mi viene in mente, più che per sentito dire, ma con fonti in Svizzera o anche in Germania, si sente dire, insomma, si sente chi ci ha abitato, chi ci ha vissuto, non solo da turista, anche lì le regole, insomma, c'è un rispetto. Mi raccontava un giornalista che, vi ricordate Barnard, è sparito, era con la Gabanelli, poi aveva litigato con la Gabanelli, ogni tanto lo intervistavamo. Mi raccontava che era per un servizio, credo proprio per la Gabanelli, credo, comunque per la Rai in Germania, Rai 3, e doveva parlare in questo servizio si documentava il funzionamento della cosa pubblica in Germania, e lui stava intervistando il ministro delle poste. E mi racconta che come uno stupido, ha detto, sono un imbarazzo mostruoso, mi sono accorto che la telecamera, avevo lasciato il tappo sulla telecamera e stavo filmando un addetto che stava svuotando un camioncino, un furgoncino dei sacchi della posta. Allora mi rivolgo al ministro e gli dico se per favore può chiedere all'addetto di ripetere il gesto. E il ministro mi disse: no, non se ne parla, quel signore sta lavorando, noi non possiamo interferire per questa cosa. Ecco, il rispetto del lavoro, così come quando il ministro delle finanze fa il discorso alla nazione, prima di tutto ringrazia i cittadini. Quindi, ma non toglie niente, regole e ordine sono un ingrediente di convivenza, e basta. Ti devo dire, non so da dove, non vedo il tuo nome, vedo dall'avatar che sei una o signora o signorina. Devo dirti la verità, non so se sei lombarda, io che vengo da realtà diverse, sono un immigrato, vengo dal nord-est, dal Triveneto, da 400 erotti chilometri, che si vede comunque un po' di diversità. A Milano e in Lombardia, con obiezioni, difficoltà, eccetera, è una regione dove regole e ordine sono abbastanza seguiti, e poi si vedono i risultati. Si vede una regione che funziona. Basta, aspetta, una barista ucraina parlando con il cliente gli disse che sono venute qui a pulire il culo dei nostri vecchi. Io lì vicino ho sentito e mi sono schifato. Gian da Brescia. Ok, io leggo. Non sono sempre così. Io ho sentito anche altro da persone ucraine, per fortuna. E allora mi fermo, perché sentiamo cosa ha detto la Lega sul caso Santa De Che. Qui Parlamento. Qui Parlamento. Presidente, onorevoli colleghi, membri del governo. Oggi siamo qui in quest'Aula a discutere e votare la mozione di sfiducia nei confronti del ministro Santanchè. Mi meraviglio come dall'opposizione, in particolare dal Movimento 5 Stelle, si sia scelto di impiegare i lavori del Parlamento su un tema che non ha nulla a che fare con la necessità del Paese, anche perché sulla vicenda in corso, così come previsto dalla Costituzione, ci sono altre autorità che stanno svolgendo il loro lavoro. L'errore politico del Movimento 5 Stelle è di aver presentato una mozione di sfiducia individuale, perché questo è stato. Comprendiamo che a sinistra ci sia una gara col Partito Democratico per far vedere chi è più puro, chi fa veramente più opposizione. Ma non è tanto una questione di compattezza, la maggioranza è compatta.
Diciamo che con una mossa sola avete rafforzato il ministro Santanchè, avete rafforzato la Premier Meloni e tutto il governo e diviso ovviamente l'opposizione. Ci troviamo di fronte ad una mozione a firma appunto del Movimento 5 Stelle, ma poi variamente commentata e sottoscritta, direi idealmente, anche da altre forze politiche di opposizione, e che riguarda tutt'altro rispetto all'operato del Ministero. Addirittura gli estensori della mozione Movimento 5 Stelle, chiamato appunto in causa, nella prima fase di questa mozione neanche fa più riferimento a questioni giudiziarie, ma a inchieste giornalistiche, e cito testualmente: a partire dall'autunno del 2022 la ministra Santanchè è stata oggetto di numerose inchieste giornalistiche e della magistratura riguardanti svariate e complesse situazioni delle società a lei riconducibili. La Costituzione, signor Presidente, si applica sempre e non si può fare appello alla stessa solo quando fa comodo politicamente. È la nostra Carta Costituzionale sempre e non a fasi alterne. Ma la cosa che stride di più di questa mozione è che i promotori, appunto il Movimento 5 Stelle, ha tra le sue fila non solo una collega rinviata a giudizio, ma condannata in più gradi di giudizio. Ma su questo ovviamente tutto tace. Non può che essere l'articolo 54, secondo comma della Costituzione, che dice: i cittadini cui sono affidati funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge. Va bene se lo si deve applicare al centrodestra che oggi governa il paese, e non va bene se si deve applicare alla sinistra, perché è questo che state facendo con questa mozione di sfiducia. O vale per tutti o non vale per nessuno. Tante volte sento dire, che anche parlando con i cittadini, che la magistratura nel corso degli anni ha preso troppo potere, che quindi dobbiamo in qualche modo riequilibrare. Ma alla fine chi ha dato tutto questo potere alla magistratura? Siamo stati forse noi, continuando e insistendo in una delegittimazione reciproca che nel corso degli anni ha semplicemente indebolito tutti noi, a prescindere dalle appartenenze politiche. Dove lo notiamo questo? Basta vedere il grado di considerazione che è clamorosamente sceso della politica e dei politici tra i cittadini. Noi sosteniamo con forza che vada evitato lo scontro tra i poteri, proprio perché il potere legislativo e il potere esecutivo trovano il loro fondamento soltanto in un perfetto equilibrio con un altro potere affidato alla magistratura, che è quello giudiziario. Quello che rilevo invece è che le opposizioni si presentano ancora una volta divise e frammentate. Non vorrei che con questa mozione lascino pensare di aver esaurito tempi e modi politicamente legittimi per tentare di portare avanti il loro compito in quest'Aula. Ecco, il garantismo, il nodo della questione è tutto qui. Un nodo che per la verità ancora una volta è la nostra Costituzione a sciogliere, scegliendo di garantire la persona fino a prova contraria, basandosi sulla presunzione di innocenza e non di colpevolezza. Noi non siamo garantisti a corrente alternata, a seconda del momento o dell'indagato, lo siamo sempre, anche perché in questa mozione di sfiducia non sono in discussione le politiche del Ministero del Turismo. La tanta invocata separazione dei poteri, che è un principio assoluto e importante, non può essere utilizzata a intermittenza, secondo la convenienza di parte, e soprattutto la tanta invocata separazione dei poteri dovrebbe indurre il Parlamento a rispettare il lavoro della magistratura. Quindi anticipare un processo, perché mi spiace, però è questo ciò che ho sentito fare in quest'Aula oggi dalle opposizioni, non significa rispettare il lavoro della magistratura.
Per la Costituzione e lo Stato di diritto è l'accusa che deve dimostrare che tu sei colpevole e quindi il presupposto di base è che finché non c'è un dato definitivo, una sentenza definitiva, sei innocente. Non possiamo farci condizionare nell'attività politica dalle vicende giudiziarie che devono avere il loro corso. L'abbiamo visto con il nostro segretario federale della Lega, nonché vice premier, nonché ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto sulla graticola a processo per anni, tra l'altro per aver difeso i confini italiani e poi assolto. La politica è il luogo in cui si confrontano idee, progetti e visioni per il futuro del nostro paese. Le questioni giudiziarie invece seguono un percorso ben diverso, basato su indagini, su processi, su prove concrete. Oggi, come da sempre, voi dell'opposizione trovate una coalizione compatta, coesa, forte e unita, perché il centrodestra è costruito su una condivisione di valori, di idee e di visione per il futuro del Paese e fa fronte comune rispetto alla squadra di governo scelta per portare avanti quanto proposto nel programma elettorale. L'opposizione avrebbe dovuto dire politicamente il perché è inopportuno che il ministro Santanchè continui a svolgere le sue funzioni e dirci se c'è stato un atto per il quale non ha adempiuto a quello che è un compito del suo ufficio. Questo avrebbe dovuto fare l'opposizione in una mozione di sfiducia e invece si ripercorrono date, si ripercorrono fatti, si ripercorrono soggetti, senza che questo sia stato preceduto da un contraddittorio tra le parti e si scambia a quest'Aula la massima assise nazionale come se fosse un tribunale, senza però il contraddittorio e senza soprattutto prove certe. Ricordo che vige il principio indubbio pro reo, vige altresì il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio nella valutazione della prova indiziaria. Il rispetto del principio di presunzione di innocenza fino a prova contraria è un principio cardine della democrazia, sancito non solo dai codici etici e dalla consuetudine politica, ma lo ribadisce la nostra Carta Costituzionale all'articolo 27. Il principio non è negoziabile e rappresenta un caposaldo della nostra azione politica che mira a garantire che nessun individuo sia prematuramente giudicato colpevole fino al passaggio definitivo e preciso, e sottolineo definitivo, di una sentenza. A fronte di tutto quello che ho detto sopra, quindi esprimo a nome del gruppo che rappresento, Lega Salvini Premier, il voto contrario alla mozione di sfiducia nei confronti del ministro Santanchè. Grazie. Ha chiesto Qui Parlamento. Dunque, avete sentito la Lega in Bisa, un'apertura del Corriere. Rimaniamo con quanto abbiamo discusso con Mirko Molteni. In Mosca l'Europa incita Kiev a continuare il conflitto. Salvini, von der Leyen a capo dell'esercito UE, dureremmo 20 minuti. Adesso Milli, la mia amatissima militare, non so, è in primavera, non so se siamo nel periodo della Stra Milano, la maratona meneghina, ma ascoltiamo Milli e poi a chiudere con Segui la Lega.
Milli, magica. Ma adesso andiamo invece con una sana abitudine, seguire la Lega. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Segui la Lega, prima che la Lega segua te, alla Marciano, seguisca te, alla Pellegrina. Sono sul sito legaonline.it, scritto legaonline.it, si possono fare tantissime cose su questo sito. Avanti con la pace fiscale, l'8 e 9 marzo vi aspettiamo ai gazebo della Lega in tutta Italia. Trova il più vicino a te, rottamazione definitiva delle cartelle esattoriali per milioni di italiani in buona fede. Ne parleremo venerdì per qui Parlamento con il presidente della sesta commissione a Palazzo Madama, la commissione bilancio, Massimo Garavaglia. Poi ancora firmare per sostenere le forze dell'ordine e dare più peso alle proposte, ancora più peso alle proposte leghiste nel DDL sicurezza. E poi il calendario delle feste leghiste e infine, ancora iscrivervi alla Lega. È molto facile, è molto semplice, è molto divertente, piacevole. Si versano 10 euro. Lo si può fare anche tramite PayPal senza nemmeno vi sia la necessità che siate iscritti a PayPal. Poi il codice fiscale e gli altri dati richiesti, quindi vi verrà recapitata una maggiore per via postale la tessera Lega Salvini Premier. Ovviamente, se di mezzo ci sono poste italiane, io raccomando ampli, profondi, significativi e calorosi gesti apotropaici alle femminucce, ai maschietti e a tutti i sessi previsti, ma anche a quelli non previsti, perché io sono molto inclusivo. E poi ancora l'atto di autodeterminazione, il gesto, la scelta di autodeterminazione civica, il 2 per 1000, sono soldi che noi ormai non abbiamo, sono soldi dello Stato, ma noi una cosa possiamo farla: dire allo Stato dove spenderli, in quale direzione. Il 2 per 1000 è una scelta che non ti costa nulla per rendere l'Italia, la Lega più forte in Italia e in Europa, una scelta libera, 2 per 1000. Il D43, a questo punto è una redazione della Lega, quindi noi al cuor felice indichiamo proprio la scelta leghista. Nel tuo 2 per 1000 scrivi D43, D di Domodossola, 4 come Cavaliere dell'Apocalisse, 3 il numero perfetto. E poi ancora abbiamo le uscite degli eroi della Lega, le uscite radio-televisive, i politici della Lega che potrete vedere e ascoltare. Vediamo, scusate, ecco, sabato per esempio 1 marzo alle 10.05, ora presta per chi vi parla, Punto Europa, Rai 3 con Susanna Cercardi, l'europarlamentare della Lega. E poi 10 minuti dopo, alle 10.15, sempre sabato, questa volta su Canale 5, Super Partes, quindi dal 3 al 5, e potete sentire e vedere Paolo Formentini. E lunedì 3 marzo invece all'alba, ora antelucana, sempre per chi vi parla, Alberto Bagnai alle 8.35 su 24 Mattino, quindi lo potete auscultare su Radio 24, responsabile economia Lega. 14.29, vuoi che chiuda in anticipo? Sveva, qui viene giù il mondo, insomma, se chiude in anticipo. L'attacco Salvini esercito europeo, se lo guida von der Leyen, dura 20 minuti. Questa è una notizia ripresa anche da Repubblica. Intervallo.
Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis! Buongiorno Sammy, buongiorno cari amici di Radio Libertà. Oggi voglio parlarvi del nostro sciroppo alla bava di lumaca Bronco Free. A che cosa serve Bronco Free? Serve per tutti i processi alterati delle vie respiratorie. Avete presente quando abbiamo quel senso di pesantezza sullo stomaco, quando sentiamo che abbiamo la tosse secca, oppure quando abbiamo quella fastidiosissima tosse grassa che non ci fa dormire la notte e il nostro medico ci prescrive un mucolitico? Ecco, Bronco Free è un mucolitico perché contiene appunto la bava di lumaca, gli enzimi litici che aiutano proprio a fluidificare il catarro, favorirne l'espettorazione e riuscire veramente a uscire molto più facilmente da tutte le problematiche respiratorie che noi abbiamo, soprattutto in questa stagione. Mi rivolgo anche a chi è fumatore e quindi deve convivere tutto l'anno con la tosse. Bronco Free è la soluzione ai vostri problemi. Io oggi voglio farvi un'offerta straordinaria. Bronco Free potete provarne anche solo un flacone, 24 euro. In questo caso ci sono le spese di trasporto, ma la grande offerta oggi per voi è questa: 3 flaconi di Bronco Free a 59 euro. E se dite ascolto Radio Libertà, voi non pagate la spesa di trasporto. E se aggiungete dicendo ho sentito la pubblicità che ha fatto Miriam stamattina in radio, avete anche un omaggio da parte mia. È davvero Bronco Free la soluzione a tutte le problematiche respiratorie? Pensiamo anche ai nostri bambini, i nostri nipotini, li accompagniamo a scuola e il giorno dopo tornano, sono già pieni di tosse, pieni di raffreddore. Ecco, in tutte queste situazioni Bronco Free. All'interno trovate un bugiardino per capire bene come si utilizza. Vi ricordo che è senza glutine e senza lattosio. Come fare per prenotarlo? 030 68 40 408, ripeto 030 68 40 408. Vi aspetto, ciao a tutti. Eccoci allora di nuovo in diretta e parliamo del Grossen Inzuzen. Vi ho detto, io non sarei riuscito a estrapolare un titolo più azzeccato, più originale, e quindi complimenti alla redazione del Tempo e complimenti e grazie anche a Pietro De Leo che ha fatto un quadro ieri appunto sulla situazione tedesca e oggi è a nostra disposizione ai nostri microfoni. Bentornato Pietro, grazie per essere qui con noi. Grazie, ben trovati. Allora, domenica c'erano i fuochi artificiali, tutti felici, tutti contenti, 84% record di affluenza. I nazisti non dell'Illinois ma della Sassonia giù di lì sono stati respinti. Abbiamo scoperto poi sui giornali che se sei lesbica e la tua compagna è un'immigrata dello Sri Lanka, sei appunto lesbica. Se sei omosessuale, però sei dell'AfD e hai la compagna dello Sri Lanka, sei una lesbica. Tra un po', ho detto, quando ci sarà un leader della destra omosessuale, sui giornali probabilmente scriveranno che è un frocio, un ricchione, un culattone, eccetera, 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 perché evidentemente le cose vanno così da quelle parti. Tanto per capire quanto significano le parole da quelle parti. Ma al di là di questa mia deviazione, quello che invece il quadro reale è una situazione molto fluida, molto perché l'AfD comunque ha preso il 20%, i cristiano-democratici di Merz sono il primo partito, grande, i socialisti hanno dimezzato i voti addirittura quelli di Scholz, quindi c'è un governo da fare e i numeri non sono quelli. Tu dici ci sono 12, mettendo insieme socialisti e cristiano-democratici si arriva a una cifra che ha 12 seggi più del necessario per avere la maggioranza, ma non c'è proprio tutta questa solidità all'orizzonte, anche perché il peso appunto dei socialisti, avendo dimezzato i voti, il potere contrattuale necessariamente
non è più quello di prima, ovviamente, appunto hanno perso il cancelliere, però adesso stanno facendo la voce grossa. Insomma, io ho cercato di mettere sul piatto gli ingredienti che ci ha offerto questo voto tedesco. A te il compito di riepilogare e spiegare ai nostri ascoltatori come stanno le cose, Pietro. La sintesi che hai fatto è quella, nel senso che si va verso un governo di gross coalition formato da CDU, che è il centrodestra tedesco, e i socialdemocratici, però facendo un po' un quadro poteva andare peggio, nel senso che si riuscirà a fare una coalizione a due. Se la coalizione fosse stata a 3 con i Verdi, lì sarebbe stato molto più complicato, perché avremmo avuto un partito di estrema sinistra legato alle ideologie green più estreme e più vincolanti e più zavorranti, che avrebbe creato molta instabilità. Così noi abbiamo una situazione tale per cui il partito di centrodestra, la CDU, ha la maggior quota di azionariato politico, tra virgolette, i socialisti vengono da una batosta incredibile e quindi anche se alzano la voce nelle trattative per alzare il prezzo, è chiaro che avranno uno spazio ridotto. Quali sono le priorità, chiedo scusa, che il primo partito, cioè il centrodestra e la CDU, ha rivendicato? Lotta all'immigrazione clandestina, più sicurezza e mettere mano all'economia, che in Germania va malissimo, partendo dalla deregolamentazione. Ora, questi sono i punti, e l'altro punto poi è la difesa, ma quello è più complicato. Partendo da questi punti, i socialdemocratici devono scegliere: o fanno gli ideologici alla Schlein maniera, per intenderci, oppure si mettono con la testa sulle spalle e fanno i pragmatici, tipo, che so, Starmer, quando c'era Blair, lo stesso Blair, la Frederiksen, perché comunque c'è una sinistra in giro per l'Europa che pensa a combattere l'immigrazione clandestina, che pensa a mettere gli imprenditori in condizioni di lavorare. Ora i tedeschi, la sinistra tedesca deve capire quale sinistra vuole essere. E che ruolo può recitare l'AfD, voglio dire, perché c'è questo ostracismo, questo muro, però è il secondo partito, bisognerà pur fare i conti con questi numeri. Ma certo, ma allora l'ostracismo dell'AfD deriva soprattutto, oltre che dai toni su certe materie, su certi temi, l'ostracismo deriva dal fatto che hanno una politica estera che guarda molto alla Russia e hanno una visione europea molto disgregante. Questo ha reso incompatibile qualsiasi accordo con la CDU. Però se noi andiamo a vedere la politica migratoria in sé e andiamo a vedere la politica economica, anche loro sono ovviamente per chiudere gli ingressi dei clandestini, ma sono anche per una deregolamentazione, per un abbassamento delle tasse. Però c'è quell'aspetto soprattutto della politica estera e dei toni su certe materie che hanno impedito qualsiasi dialogo. Certamente, invece di stare lì a gridare oddio, neonazisti, eccetera, c'è un'istanza sociale attorno a quel 20%, perché innanzitutto è un voto molto concentrato nell'est del paese, quindi nell'ex DDR, che ha subito molti contraccolpi sociali dalla crisi di recessione, e secondo poi è anche un voto socialmente trasversale, nel senso ci sono anche delle porzioni della classe media che evidentemente votano per la FD. Quindi lì Merz, quello che sarà il prossimo cancelliere, le prime dichiarazioni sono state molto serie. Ha detto: dobbiamo capire e prendere atto di quel messaggio lì e farne tesoro nell'attività di governo. Ora, se si ostracizza, se si iperbolizza su AfD, che per molti aspetti, lo ripeto, a mio parere è un partito indigeribile, è un conto. Però se si è seri, si rispettano gli elettori e si prende atto di quel messaggio sociale cercando di dargli una risposta.
Pietro, Merz, le sue biografie dicono che è stato il grande sconfitto da parte di Angela Merkel nel 2009, tant'è che pare che non gli abbia ancora mandato il messaggio di congratulazioni, anche se lui ha detto ne ho ricevuti talmente tanti che potrei non averlo visto, ma soprattutto raccontano la figura di un politico molto, molto intensamente filo-americano. Molto il suo mito è Ronald Reagan, quindi anche un modello di un certo tipo di essere americano, di politico americano. Questo dopo che non molti giorni fa, quando era ancora cancelliere, l'uscente Scholz aveva ripiccato, insomma, con una certa asprezza, insomma, non vorrei magari esagerare, ma era stato abbastanza, diciamo, duro con Trump, e l'idea appunto di smettere il sostegno all'Ucraina, mi sembra anche con Vance. Cosa cambia allora tra Germania, Europa e Stati Uniti in questo triangolo? Sì, allora, innanzitutto poi il messaggio della Merkel dopo alcune ore, ma è arrivato. Fa un po' questa nota di colore, perché effettivamente lui è stato l'eterno sconfitto da Angela Merkel, ma anche con toni molto aspri tra i due. E cosa cambia? Oggi le dinamiche tra gli Stati Uniti e l'Europa sono cambiate in toto, e noi per certi aspetti non possiamo neanche pensare di applicare a Donald Trump le stesse categorie che avevamo per esempio con Reagan, con i repubblicani di una certa postura, di una certa storia. Oggi cambia tutto. Per il momento Merz ha detto che l'Europa militarmente deve rendersi svincolata dal ruolo americano, e mi pare che sia una necessità storica sotto gli occhi di tutti, perché Trump ha una politica ben precisa sulla difesa, orientata allo svincolo, a svincolarci da più dossier possibili. Però io credo che Merz, proprio perché è filoamericano, abbia una consapevolezza, cioè che bisogna fare tutto il possibile per tenere l'Occidente insieme, che con questo Trump è un po' più difficile rispetto al passato, però è una necessità. A me fanno quasi sorridere a sinistra quando dicono non dialogheremo mai con Trump. Trump in questo momento è negli Stati Uniti, quindi mantenere l'Occidente insieme è un'urgenza, una necessità, perché chi spera o si immagina che il blocco delle dittature vada in disgregazione perché in questo momento la Casa Bianca e il Cremlino sono tornati a parlarsi, sbaglia, perché anche se la Russia dovesse essere un po' più staccata dalla Cina, in ogni caso rimane tutto un altro blocco che parte dalla Cina, arriva fino al Venezuela, comprende l'Iran, comprende per certi aspetti il Brasile, tutti i BRICS, insomma, parte dell'Africa. E quindi non bisogna separarsi, bisogna metterci tutti, ovviamente anche Trump, molta testa sulle spalle per evitare che l'Occidente si separi. Poi c'è anche una realtà che è stata ridimensionata, quella dei Verdi. Pensi che abbiano ancora una magari residuale voce in capitolo, ma alla luce di quello che sta succedendo con adesso si dice automotive, io ero abituato a dire l'industria dell'auto tedesca, che ha annunciato tagli clamorosi per colpa delle politiche verdi. Pensi che siano un soggetto che, come è già successo anche altre volte nella storia tedesca, arrivano in cima e poi tornano, diciamo, nel retrobottega, politicamente parlando? Io credo che ci sia un messaggio molto chiaro arrivato dalle elezioni europee in poi, cioè che le politiche ambientali, ideologiche non pagano, perché la gente non le vuole, ma non le vuole non per una ragione ideologica, per una ragione materiale. Allora, la svolta indotta in maniera dirigista verso il motore elettrico ha massacrato il settore dell'automotive e non ha trovato una risposta dai consumatori. Una politica green portata avanti a botte di norme, di regole, di vincoli che costano alle imprese e costano ai cittadini, ha avuto un impatto sociale molto pesante.
E questo, oltre all'automotive, come abbiamo detto, lo troviamo anche nel comparto agricolo. Infatti lì giustamente Ursula von der Leyen a un certo punto ha tirato il freno a mano, perché sennò si andava a sbattere. Quindi questa politica ambientale portata avanti così è completamente bocciata dai cittadini, oltre che inutile, perché poi noi sappiamo che l'India continua a inquinare, la Cina continua a inquinare e oggi anche Trump si farà marcia indietro rispetto ai vincoli. Quindi noi dobbiamo fare sicuramente i compiti a casa e avere una sensibilità sul tema, però diventare gli ayatollah del verde, poi questa è una mossa suicida, socialmente suicida. Quindi per questo i verdi sono puniti. Al momento io non vedo, per quel modo lì di affrontare le cose, non vedo uno spazio elettorale. E questa sinistra è stata una sorpresa o no, la Die Linke, 64 seggi, ci si aspettava di meno? Come sono andati? No, è stata una sorpresa, c'era un po' di incertezza, però io direi che tutto quello che è percepito, a parte c'è stata forse una sorpresa in negativo, cioè forse ci si aspettava qualcosa di più dal BSV, dal partito di Sara Wagenknecht, che non è entrata. Però se uno vede il risultato di AfD e il risultato della Link, c'è un filo conduttore, cioè tutto ciò che è antisistema e protesta ancora non sfonda, perché forse oggi i cittadini vogliono altro, però ha ancora delle quote di consenso molto molto importanti. Sicuramente la Link ha pagato, cioè la Link ha beneficiato del crollo dei socialdemocratici, una sinistra completamente ideologica che non è in grado di intercettare le disuguaglianze, di dare una risposta alle disuguaglianze, una tradizione operaia in Germania che oggi purtroppo è falcidiata dalla crisi e i socialdemocratici a tutto questo non hanno saputo dare risposta. Ecco che la Link raccoglie quel bacino elettorale lì. C'è un po' qualche riflesso rosso-bruno in Germania? Ma rosso-bruno intendiamo cosa? L'incontro tra... per esempio in Italia abbiamo, dal punto di vista elettorale sono ancora non pervenuti, ma Rizzo e Alemanno, se non altro, ha fatto parlare l'alleanza rosso-bruna, così la chiamano. Sì, ma no, qua mi pare più che altro mi pare che ci troviamo di fronte a delle realtà più televisive che altro. Là invece, come abbiamo visto, c'è un tema delle disuguaglianze, c'è il tema del fatto che l'est della Germania non è mai stato competitivo, addirittura ci sono delle disparità, degli squilibri rispetto all'ovest del 30% per quanto riguarda il PIL pro capite, e quindi è chiaro che questi partiti oggi, partiti che raccolgono, che cercano di raccogliere quell'istanza, hanno un loro consenso elettorale. Ma perché ci troviamo di fronte a un paese in recessione per il terzo anno, mi pare, consecutivo? Perché ci troviamo di fronte a un paese con un'industria principessa dei comparti produttivi, l'automotive, che sta attraversando molte difficoltà, e con una crisi della domanda della Cina che ha avuto dei contraccolpi molto molto importanti. Per questo lì c'è una situazione sociale e industriale completamente diversa da quella italiana, e questi partiti trovano una risposta. Da noi mi pare che al momento sono più che altro per carità, delle realtà degnissime, degne di esprimerci, ci mancherebbe, però mi pare sia un fenomeno più che altro social e televisivo e poco altro. Certo. In conclusione, il rapporto Italia-Germania. Allora, Merz, l'ho scritto che tu in campagna elettorale aveva puntato molto sulla politica per gli immigrati che deve cambiare. Questo è un punto di contatto col governo Meloni, o magari vedremo la Germania, come ha sempre fatto, tutto sommato, come ha sempre fatto la Francia, farsi i fatti propri, soprattutto sul versante immigrati. Quante volte noi abbiamo detto Macron gli immigrati li caccia via, esattamente come se
nello stesso modo in cui se lo facessimo noi Salvini viene processato. Macron fa la stessa cosa di Salvini e nessuno dice nulla, cioè la Francia fa quello che vuole, la Germania fa quello che vuole. Con Merz può cambiare, come dire, stabilirsi un punto di contatto, di maggior collaborazione, o è meglio non farsi illusioni? No, io credo di sì, perché lui l'ha detto più volte, addirittura aveva presentato una legge molto più restrittiva sulle politiche migratorie che gli avevano, che tentando l'abbraccio con l'FD, poi è stata respinta, però lui ha detto più volte, ma oltretutto o fa così o fa così, nel senso che l'impennata dell'AfD deriva anche da questo. Quindi o si mettono veramente in careggiata, oppure l'AfD la prossima volta raddoppierà ancora, oppure raddoppierà un parolone, però avrà ancora un surplus di voti e di consensi, quindi lo deve fare per forza. E lui ha detto più volte che il modello italiano è un modello interessante, quindi sicuramente sarà un interlocutore molto più recettivo rispetto a quanto non sia stato Scholz. Benissimo, allora grazie a Pietro, abbiamo terminato. Pietro De Leo lo leggiamo tutti i giorni o su Libero o sul Tempo o su entrambi, anche tante volte, quindi grazie ancora e risentirci a presto. Grazie a voi, buon proseguimento. Noi siamo verso la conclusione, se volete intervenire, linee aperte, servizio WhatsApp, ultime notizie, vediamo chi è qua che mi scrive. Stefano del Brembo. E la mia musica 10 lode le ho tutte, grande genetriaco, bravo, siamo 620. Ma parlavi anche il Furlan? Lo scrivevo, io il Friulano lo scrivevo. Pensate che ho vinto premi per poesie in friulano, ho vinto premi anche per poesie in lingua veneta, ho vinto premi anche per poesie in italiano. Pensate un po', il che fa di me un poeta. No, erano premi minori, quindi però è successo anche quello, può succedere di tutto, insomma, basta vedere chiunque può vincere qualcosa. No, era per dire che il friulano lo capisco e lo scrivo, ma no, purtroppo non lo tabai e mi dispiace moltissimo, e mi dispiace molto perché è una lingua meravigliosa. Andiamo verso, dunque, ultime notizie. Allora, pronta l'intesa con gli USA sulle terre rare. Lavrov, l'Europa incita l'Ucraina al conflitto. E qui mi sembra che gli avvenimenti, c'è stato questo scambio con l'ascoltatrice, penso ascoltatrice, non so il nome, che riportava situazione, adesso ti do del tu, i fatti dimostrano che quello che dicevi è fondato sulla realtà. L'Europa incita l'Ucraina al conflitto. E poi Romania ha fermato il candidato filorusso Georgescu, era stato vincitore delle elezioni poi annullate. Il candidato di impresa è sotto interrogatorio per l'indagine sul finanziamento della sua campagna elettorale, perquisite l'abitazione dei suoi collaboratori. E poi ancora video di Trump su Gaza, opposizioni in rivolta, un insulto, Meloni prenda le distanze. Papa stasera all'esito dell'attacco istituisce una commissione per l'offerta del Vaticano. Questa, vediamo l'ultima apertura, quella di Dago Spia. Teocoli, 80 voglia di svelenare. Dalla cena galante alle carte bollate, tutte le tappe della querelle tra Nancy Dell'Olio e Michele Emiliano. E per San Giuliano hanno fatto l'incredibile. Qui invece stanno zitti. Osserviamo anche questo. Osserviamo anche che stiamo per chiudere. Adesso Sveva, che è stata straordinaria, ormai è in piena ripresa dopo i malanni che l'avevano piegata, ma lei è tornata a Mazzone forte e vincente e ha preparato la richiesta di Luca da Brescia. È una sorpresa anche per me, anche se il Margherito l'ho già sentito, ma adesso non l'ho presente. Margherito Mainato,
E quindi non mi resta che ringraziare ancora una volta Sveva e ringraziare tutti voi per aver scelto anche oggi Radio Libertà. Avete ascoltato Oltre la pagina.